Oggi è il 25 luglio 2020 e sto facendo una bella gita in bicicletta, un percorso in parte nuovo con un amico che vuole rimanere anonimo e siamo a 1260 metri sulla strada che da Vittorio Veneto sale al Col Visentin. E dopodiché devieremo, arrivati a Forcella Zoppei, per una strada nuova che scende verso la Val Belluna. Dovrebbe passare poi da Maigavan e dopo procederemo oltre. Siamo a circa 1300 metri e si può con una buona visibilità vedere la laguna di Venezia e giù in fondo il mare. Non so se sarà visibile con la ripresa, però si vede molto molto bene a occhio. Che osservazione. E questo qua su, questo è il Col Visentin. Cioè, ma se posso fare una ripresa seria, no? No, tu ne parli. No, fai le bestie. Cazzo. Con una prima vista del Col Visentin a 1767 metri, che però oggi non raggiungeremo in quanto devieremo, arrivati a Forcella Zoppei a 1400 metri circa. Ecco, sempre il Col Visentin e una vista sul Pizzoc e sui monti dell'Alpago. Ecco, questa è la confluenza della strada cosiddetta tagliafuoco. Qui siamo a Forcella Zoppei, 1420 metri, e su in cima possiamo vedere il Col Visentin. Oggi noi devieremo per questa strada che è nella direzione della Val Belluna. Buongiorno. Ecco qua, un bel passaggino su questa strada che è nuova, non l'ho mai fatta, e dovrebbe arrivare giù a Maigavan, Maiga Pianezze e dopo Maigavan. Bello selvaggio. Belle riprese. Bello questo passaggio. Intricato. Bella questa strada, anche se guidare con una mano non è proprio agevole, però merita correre qualche rischio. Un bosco stupendo. Ecco qui un valligiano della Val Belluna. Con un altro passaggio particolare che tratteggia questa discesa verso le Malghe. Questo è il mio regista personale che mi sta riprendendo. Ciao. Guarda che meraviglia che mi ha portato, che mi ha portato il mio regista, guarda che razza di strada che mi ha portato. Mai fatta.
Fuoco incrociato. Comunque il boccia viene super uguale, è una bella gamba. Guarda che meraviglia. Mamma mia che bella questa strada qua, ragazzi, veramente indescrivibile. Dovete farla. Metterò sul link, sul campo descrizione, il link della traccia per scaricare la traccia. Grande, continua Tino, guarda qua che bello. L'avevo prima cartata a maglia pianese, credo. Ecco qua, sculture, arte forestale, arte rupestre, arte montana, beh. E adesso qua noi dobbiamo girare a sinistra per riagganciarci e andare in direzione Malgavan. Eccoci in arrivo a Malgavan. Eccola qua, guarda che bello posticino però, se puoi provare a mangiare qua quasi quasi anche. Cavalli, biciclette, stupendo, bello. Eccoci qua a Malgavan, proviamo, assaggiamo un piattino qui. Abbiamo appena lasciato Malgavan e ci stiamo avvicinando con la grappa e ci stiamo avvicinando al canale di Limana. Questa è Malga Canal del Gat. E qua mia nipote e mia figlia dovrebbero ricordarsi di questo luogo. Qua lei è venuta in ferie, la Emma, e a dormire qua, in ferie, 2 o 3 giorni, la fa. Guarda che fa una ripresa qua da terrazza a mare qua. Ecco qui la veduta sul canale di Limana. E qua sotto la Malga, Malga Montegal. E quella strada a fianco alla Malga è quella che percorreremo per arrivare al canale di Limana, lasciando la Malga Montegal. Sto percorrendo la strada del canale di Limana che sale verso il Piano delle Femmine. Tra un po' arriverò alla sorgente del torrente che dà il nome all'omonima valle. Ecco qua, questa è la sorgente del Limana. Ecco qua le rocce
da cui proprio, vorrei dire, sgorgano le prime gocce del torrente. Questi posti qua mi ispira sempre, mi pare sempre roba arcaica, primitiva. Guarda che bel nido là. Chissà le cose che ne... Boh. Eccoci in arrivo al Pian delle Femmine, 1120 metri, praticamente l'ultima risalita della giornata. Dunque sono arrivato al Pian delle Femmine e adesso avrò circa una ventina di chilometri, 20-25 km per arrivare a casa. Fino a qui sono 42 km, il dislivello totale che mi segna è di 1918 metri e guarda, è stato uno dei giri qui delle Prealpi, probabilmente uno dei più belli. Veramente la strada dopo la Forcella Zoppei è stupenda fino a Malgavani e dopo prosegue, è ugualmente piacevole. Ciao, sul campo descrizione il link per scaricare la traccia. Ciao a tutti.